Friuli Doc è incontro di gusti, aromi che si sovrappongono, ma anche possibilità di conoscenza e sviluppo. Lo sa bene il comune di Udine che nella mattinata di venerdì ha ospitato le città sorelle e ha stretto un patto di amicizia con la città polacca di Tarnow, perché la collaborazione è il vero futuro. Abbiamo voluto approfittare appunto di Friuli Doc per rinnovare, consolidare, ampliare tutti i gemellaggi che abbiamo. Sono tutti gemellaggi sostanzialmente dell'Europa, maggior parte è Europa dell'Est, ma abbiamo anche la Francia, abbiamo la Germania, l'Austria, la Polonia, l'Ungheria, abbiamo ovviamente la Slovenia, insomma sono delle occasioni per lavorare insieme sui progetti europei, tra l'altro per portare soldi europei in tutte le città e poi è anche un modo per ribadire che l'Europa si fa a partire dai comuni, dalle collaborazioni, dal basso, e quindi è un messaggio di pace, che il futuro deve essere un futuro di pace e collaborazione. Qui ci sono state oggi 5 città con cui siamo gemellati, noi iniziamo un percorso come la città di Tarnów, quindi Ungheria, Austria, ma oltre all'amicizia, che è fondamentale, Udine è una città aperta, una città europea, abbiamo cercato e cerchiamo di corroborare questa vicinanza e questa amicizia con progetti concreti, progetti quindi sostenuti dall'Europa, e metterci un po' in rete per rafforzare un po' la nostra presenza e quindi anche portare finanziamenti che sono sempre importanti, perché i gemellaggi durano nel tempo se ci sono progetti che poi ti aiutano a crescere. Una soddisfazione per il consigliere Colautti tra i principali promotori dell'iniziativa. Il tutto è culminato con la degustazione di vini friulani abbinati ai cibi portati dalle Sister Cities, un campo in cui ci si difende alla grande. E poi adesso abbiamo la degustazione dei vini e, come diciamo noi, in vino veritas, e sicuramente il Friuli non farà una brutta figura in questa partita dei vini, siamo molto contenti. No, lì abbiamo detto portate quello che volete, saremo in grado di assolutamente abbinare anche l'impossibile, quindi tra l'altro appunto l'associazione sommelier ha fatto un gran lavoro, abbiamo chiesto in anticipo cosa avrebbero portato, in modo che hanno fatto un'analisi proprio dei cibi e quindi un abbinamento, e su questo non siamo spiazzati, riusciamo a coprire tutto lo scibile umano.